Facciamo un panaro. Mi chiamo Giuseppe, ho portato l'ulivo, si levano i nodi. Questa viene pulita. Io la spacco dalla parte posteriore. Adesso si fanno i fili. Incominciamo a realizzare il fondo. Inseriamo questi fili qua dentro e incominciamo a racchiudere. Un altro filo, si leva la punta e si innesta. Ovviamente man mano che si sale le bacchette devono aumentare un po' di spessore. Adesso incominciamo ad alzare tutte queste bacchette. Sistemiamo. Qua gli inseriamo un altro filo. Cominciamo a inserire le canne. Le canne devono toccare la bacchetta dietro a quella sottostante. Le bacchette le sistemiamo. Abbiamo completato il primo giro e continuiamo. Ok, gli antichi facevano di quanto il fondo deve essere il lato. Dobbiamo inserire le bacchette per il manico. Si entrano tutti i fili qua in questo spazio. Attorcigliamo sempre così il lavoro viene meglio. Cominciamo a fare una treccia, bisogna stringere bene. E qui incominciamo a cucire il manico, il bordo. Poi a questo punto dividiamo le bacchette e questo filo poi si inserisce all'interno. Imparate i mestieri di una volta. Gli antichi si inventavano di tutto, cercavano di usare qualunque materiale per realizzare qualcosa di utile. Arrivederci.